Oh, ciao ragazzi, what's going on? Allora, prima di cominciare voglio salutare Leo, saluto Press the Red Button, grazie sempre che commenti sempre, e saluto Frog Ranaveccio. Metto i nomi qua. Buona visione. Raga, siamo ancora in live come sempre, quindi passate in live, così faccio video con voi. Skyline da drag da 7000 cavalli, non ha senso, è inguidabile, quindi crazy. Però sinceramente è fatta bene come mod, quindi non ci si lamenta, ma non si può guidare. Posso provare? Qua si parte subito dalla terza marcia perché la prima è inutile. Ma veramente... Siamo... Damn. Visto? È inguidabile, è... Damn, ok. Damn. Ora l'auto sta twerkando, perfetto. Boy, no way, boy. Oh, ma veramente è inguidabile. O se no, devo spingere poco con l'acceleratore. Vediamo su questa visuale qua, aspetta. Devo andare graduale perché se vado subito veloce è inguidabile. Ok, cerco di fare così, vediamo. Tanto... È un jet, ragazzi. Mi sembra che il massimo era 700 e dopo l'auto comincia a tipo... Damn! Aspetta, calma. Bro. Ok, siamo casualmente a 500... Oh, abbiamo fatto un... Hai visto? Vabbè, casualmente... Damn. Poi io sputo fuori fiamme da... Calma. No. Perché ha fatto quella roba là? Oh, damn! Calma. No, è che... Visto? È un jet. Anzi, è più di un jet. Però nella pista da drag avevo già fatto il test. Si spinge massimo a 700. Siamo a 600. Oh, damn! Nope. Boy, no way, boy. Boy, no way, boy. Se è impossibile. Sul circuito è solo se vuoi farti male. Sul circuito è da psicopatici portarla. Porca miseria. L'unico modo per andare senza schiantarsi è tipo provarla nella pista da drag che ho, la Top Speed Area. Però raga, è velocissima. Sì, ma dopo andiamo anche là, aspetta. Vediamo, sesta marcia da 220, vediamo adesso. Aspetta, qua c'è una parte bella dritta. Damn! Oh ma vola! Ma non scherzo, cioè, vola! C'ha quella parte dietro per non farla ribaltare. Però vola veramente, aspetta un attimo. Cioè in penna, sì, in penna, scusa. Come le moto. Aspetta, ok. Calma. Allora, aspetta. Qua, dopo la parte col pedaggio, c'è la parte tutta dritta, che è questa parte qua. Questa parte gialla tutta dritta. Andiamo con calma fino al pedaggio. Tutta fiamme da davanti, da dietro. Ah, dopo c'è anche la visuale del passeggero, ragazzi. Dopo metto anche sta qua. POV, sta andando a 600 orari. Paracadute crazy. Aspetta un attimo. Col traffico, ora 0, perché sennò lo faccio volare. Magari dopo, però adesso no. Oh, ma qua, cioè, basta che vai poco e vola, Non scontrollarti nel pedaggio. Oh, ok. Ok, qua è tutto dritto, quindi con calma. Mi sembra che il massimo era 700, sono sicuro. Oh! Ti prego. Meno male che ho messo 0 danno, altrimenti dovrei sempre tornare ai pit per ogni collisione. Ma io vado anche piano sul pedale, però... Aspetta, fammi andare proprio gradualmente. Ok, qua è tutto dritto, quindi dovremmo andare in chill qua. Ok, vado piano. Cioè, piano per dire. Siamo a 500, però piano col pedale. Ok, gradualmente, senza spingere. Siamo a 600. Ok. Però in penna! In penna, però. Giusto. Adesso... Aspetta. Mettiamo il traffico. No, aspetta. Facciamo tipo strike, come... Ma sì, ma non è una macchina, è un prototipo tipo per non so cosa, per i militari. Ok, mettiamo il traffico. Adesso però sarà un caos appena becco una macchina. Oh! Aspetta. Ehi, va bene. Quella NPC è indistruttibile. Cioè, praticamente... Boh, non lo so. Aspetta, sai cosa? Perché ho il turbo al massimo. Fammi mettere il turbo al minimo.
Ok, già meglio, perché col turbo al 100 è troppo. Tanto che siamo già a 300, quindi chill. Perché turbo a 100 ti fa questa roba qua. Visto? Visto? Col turbo a 100 no, 40. But what the hell, Siamo andati attraverso un NPC, perché? Solo che quando vai a 500 orari non hai molto tempo di reazione. Aspetta, aspetta. Ok, salvata. Yes sir. Sì, non hai molto tempo di reazione perché... Oh, sarà così tutto il video praticamente, ragazzi. Cioè, non c'è speranza. Non si può. Bitch. Ok, diciamo, ok, questa era, ragazzi, era la Skyline da 7000 cavalli. Avete visto, è inguidabile, ci ho provato. E niente, oh, alla prossima.